Le parole pronunciate in Basilica San Marco da Papa Benedetto XVI in occasione dell'assemblea che domenica 8 maggio 2011 concludeva la sua visita pastorale a Venezia sono risuonate forti ancora oggi nel pomeriggio nella stessa cattedrale di San Marco e l'emozione è stata palpabile. A ricordarle è stato il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presiedendo l'Eucaristia in suffragio del Papa Emerito. Amata Chiesa che sei in Venezia, vai oltre. Supera e aiuta l'uomo di oggi a superare gli ostacoli dell'individualismo e del relativismo. Non lasciarti mai trarre verso il basso dalle mancanze che possono segnare le comunità cristiane. Monsignor Moraglia ha poi ricordato il Papa Emerito, da cui egli stesso ricevette l'insegna del Palio, proprio dei Metropoliti, il 29 giugno 2012, come figura luminosa nella sua mitezza, umiltà e forza. Oggi questo atto di culto diventa il gesto di gratitudine e riconoscenza per il prezioso e autorevole servizio reso da Joseph Ratzinger nella sua lunga vita di uomo, di teologo, di sacerdote, di vescovo e di papa. Poi la lettura in una celebrazione molto partecipata con il consigliere Reato in rappresentanza del comune del testamento spirituale scritto da Ratzinger il 29 agosto 2006. È il giorno in cui la liturgia della Chiesa fa memoria del martirio di San Giovanni Battista, il precursore del Signore, colui che Gesù definisce il più grande tra i nati di donna e che per amore della verità e per averla testimoniata e difesa senza compromessi e timori, pagò con la vita, avendo urtato la suscettibilità, gli interessi dei poteri forti del tempo